percepisci come soggetti sociali, come frammentazioni, come pezzi del corpo sociale, come interlocutori possibili di questa verità? Te lo chiede un uomo depresso dai 800 km in 4 ore, eccetera. Ma intanto ci sono gli interessi costituiti. Ora, gli interessi costituiti sono facce, carne, storie, persone, lavoro, saper fare, no? Immaginiamo il mondo della scuola, è enorme il mondo della scuola. Adesso voi sapete che ci sono centinaia di migliaia di persone che sono entrate in sofferenza, alcune sono proprio sofferte nel senso che l'hanno già perso il posto di lavoro e altri lo perderanno. Ma in sofferenza e in fibrillazione è entrato un mondo fatto di milioni di persone che ci l'avevano detto. Noi sono 2 anni che attraversiamo le scuole da quando è cominciata abbiamo dedicato 2 prime serate al tema della scuola, da quando c'è stata la riforma Gelmini, e continueremo, adesso abbiamo fatto un aggiornamento lungo di 20 minuti, continueremo a farlo per la prossima serie, e quindi ci rendiamo conto, per esempio, utilizzando la chiave dello spazio e del tempo, cioè tornando sulle storie, non facendo come fa l'informazione in genere, no? Cioè c'è il fatto, ci sono gli operai sul tetto, si fa il collegamento degli operai sul poi, ci dimentichiamo se gli operai sul tetto è stato ancora all'Asinara a fare gli isole famosi, no? Ma tornando tu registri che quelle persone hanno acquisito una consapevolezza, che hanno tante cose da dire al paese, hanno tante soluzioni, perché non è detto che la scuola debba rimanere così com'è. A noi non ci piace una scuola così, non ci piace una scuola di serie B, perché era di serie B anche prima che intervenisse la Gelmini, no? Cioè tendenzialmente questo è un paese che spendeva pochissimo in formazione, di ricerca non ne parliamo, quindi vorremmo una scuola migliore, no? La Gelmini diciamo, gli ha dato il colpo del coniglio, di fronte due colpi, e poi l'ha spellato il coniglio, sì, adesso per rimanere nella metà. Adesso no, lo dico, non è questo, lo dico perché io ho dei figli che fanno la scuola pubblica nella banale città di Milano. E domani è venuto in mente mia moglie, dobbiamo ricordarci di andare a scuola portando la carta igienica, perché domani è il carta igienica day, cioè portiamo la carta igienica perché altrimenti la Giulia si pulisce il culo con le mani, insomma. Questo è un po' di però dico, per esempio, voi Caterpillar, il palinsesto Caterpillar, voi cercate continuamente, cioè avete lo stesso approccio nostro, cioè un approccio proiettato nel tempo, no? Per cui le storie le prendete, specialmente, e a prescindere dal fatto che siano uscite dalle prime pagine dei giornali, no? E perché lo fate? Perché quelli sono interessi costituiti che hanno contenuti da dire, perché vi riempiono le trasmissioni con cose che sono interessanti. Allora voi moltiplicate tutti questi gruppi che lavorano in interessi costituiti, che poi sono interessi comuni, per esempio gli imprenditori, gli operai e così via, i ricercatori, e queste sono tutte persone che hanno qualcosa da dire su dove dovrebbe andare questo paese, perché a noi ci hanno messo di fronte a questa drammatica scelta, no? Questo è il governo di Tremonti, non è manco più il governo di Berlusconi. Loro stanno lì che cazzeggiano tra case, faide, bande, coltellate, vele copertosi, no? Queste cose qui, diciamo, c'è un clima un po' così. Voi sapete queste cose qui, noi siamo a Roma, no? Cioè almeno questa dovrebbe scappare. Ma noi questo clima a basso impero, quando passiamo vicino al Palazzo Grazioli, lo facciamo piano piano per conoscere la notte, eccetera. Però in realtà ci hanno messo di fronte a questa qualsiasi cosa, come dici, i soldi non ci sono più. Tremonti e basta, quello che si può fare è solo questo, cioè riempire il fondo per la cassa integrazione, eventualmente adesso quando scadrà quello della cassa integrazione in deroga, ma non è sicuro, e per le politiche di sviluppo basta, non c'è più niente, no? Per cui a chiunque dica ma scusa, mi pare una cosa sensata che noi andiamo a prendere a bastonate l'unica chance che abbiamo per il futuro, cioè la formazione, la ricerca eccetera, ti rispondo, sarà pure così, ma la cultura non si mangia. Poi ha detto però Tremonti non aveva detto proprio così, aveva detto così.